4, 3, 2, 1, via. Ole. Buona Pasqua. Alle 18 stasera qui funziona, è tutto aperto, giusto? Bisogna passare almeno 2 o 3 volte. L'ultimo tratto della Pedemontana nella Marca Trevigiana è completato. Il presidente del Veneto Luca Zaia e il ministro delle infrastrutture Matteo Salvini hanno inaugurato l'innesto in A27 e il nuovo casello di Spresiano Villorba. È un pezzo veramente importante perché al di là del traffico interno, l'interconnessione con l'autostrada permette di incentivare il traffico di attraversamento che può scegliere di passare per Pedemontana anziché fare il tracciato sotto quello della A4. Stamattina venendo qua ho fatto un pezzo di A4 ed è intasata. Sesta apertura quella di Spresiano, ha sottolineato il presidente del Veneto Luca Zaia. Dall'inizio il traffico si è triplicato con una punta di oltre 33.000 veicoli registrata nella giornata del 10 marzo. Numeri alla mano, Zaia rispedisce al mittente le perplessità delle categorie economiche secondo cui l'infrastruttura non è ancora pienamente utile al territorio perché, soprattutto sulle brevi distanze, c'è ancora chi evita di utilizzarla per l'alto costo dei pedaggi. Ma il tema dei pedaggi è un tema che noi affronteremo di sicuro. Certo che oggi i flussi di traffico ci fanno ben sperare. Poi considerate che non condivido l'idea di chi continua magari a fare polemiche inutili. Questa infrastruttura è tra quelle nuove autostrade italiane che ha il pedaggio più basso, perché comunque fare la strada costa. Dopodiché tutto quello che potremo fare per l'abbassamento dei pedaggi lo faremo. Ma che la vicinanza della nuova superstrada stia portando anche nuovi investimenti è lampante. La zona industriale di Villorba nell'ultimo anno conta 40 attività produttive in più, di cui 12 fanno logistica. E questa è evidentemente la direzione. Prossimo tassello, il completamento della superstrada fino a Montecchio, che il mondo economico auspica avvenga rapidamente. Entro l'estate, dai dati che abbiamo dell'impresa, si apre fino a Montecchio. Poi avremo il tema del casello di Montecchio, che è praticamente in corso di realizzazione. Non compete a noi quella realizzazione, ci è stato vietato di farla allora, per cui immagino che entro fine anno tutta la partita sia chiusa.